Da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Un patto tra politica e mafia, spada fora nel Messinese nell'inchiesta per voto di scambio della DDA. Tra gli arrestati il sindaco, ipotizzate irregolarità durante le elezioni amministrative 2024 e il coinvolgimento di una segretaria di seggio. Caltanissetta, accesso della Guardia di Finanza negli uffici del Libero Consorzio Comunale, acquisiti documenti amministrativi e contabili nell'indagine sulla gestione economica dell'ente e della società multiservizi. Inchiesta della DDA di Caltanissetta sulla gestione della discarica di Timpazzo. Nelle carte anche il ruolo della manager Giovanna Piccone, accusata di avere guidato le scelte gestionali finite nel mirino degli inquirenti. A Mondello l'estate si apre con i sacchi di immondizia che invadono parte della spiaggia e dei marciapiedi. Tra le proteste di residenti e turisti, sullo sfondo il rimpallo di responsabilità sulla raccolta e le segnalazioni di topi e scarafaggi. Catania, allarme nel quartiere Picanello per decine di siringhe abbandonate in una zona frequentata da residenti e bambini. I cittadini chiedono interventi urgenti per la sicurezza e la bonifica dell'area. Il Giro d'Italia vela fa tappa a Siracusa per il secondo anno consecutivo. Il Marina Militare Nastro Rosa Tour arriva in Sicilia. L'evento punta a fare scoprire ai giovani il mare e le bellezze del bel paese. La magia del concerto di Sergio Cammariere alla terza edizione del Festival del Mare e del Gusto di Selinunte nel Trapanese, un evento che unisce cultura, tradizioni e identità di 10 comuni coinvolti. Calcio, il Catania torna a puntare con decisione su Fabio Caserta, ripresi i contatti dopo la fumata nera delle scorse settimane, il dietrofront di Pietro De Giorgio. Bentrovati e apriamo il nostro telegiornale andando nel Messinese, esattamente nel comune di Spadafora. Arrestato anche il sindaco insieme a 2 persone ritenute vicino alla famiglia mafiosa dei barcellonesi. L'inchiesta relativa alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno 2024 ipotizza reati di scambio elettorale politico-mafioso e corruzione elettorale. Ma sentiamo Desiree Ferlito. Un patto tra politica e mafia per ottenere voti in cambio di favori dopo le elezioni. È l'ipotesi al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, che ha portato agli arresti domiciliari del sindaco di Spadafora e di 2 fratelli, ritenuti contigui alla famiglia mafiosa dei barcellonesi. Secondo gli investigatori, in occasione delle elezioni comunali dell'8 e del 9 giugno 2024, i 2 uomini avrebbero procurato voti a favore del candidato sindaco, facendo leva sulla loro presunta contiguità alla criminalità organizzata e influenzando il consenso anche al di fuori del proprio nucleo familiare. In cambio del sostegno elettorale ricevuto, il primo cittadino avrebbe poi adottato una serie di atti amministrativi utili ai 2 fratelli, tra cui l'assegnazione di parcheggi pubblici, agevolazioni fiscali non dovute sull'IMU, procedure semplificate per pratiche relative a immobili sequestrati e cambi di destinazione d'uso. Ma l'inchiesta ipotizza anche un secondo filone. Il sindaco risulta infatti indagato insieme a un insegnante di 51 anni per corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. La donna, che durante le elezioni svolgeva il ruolo di segretaria di una sezione elettorale, avrebbe monitorato le operazioni di voto di persone anziane o con disabilità, informando in tempo reale il candidato sindaco e intervenendo, secondo l'accusa, anche su alcune schede nulle o contestabili. In cambio avrebbe ottenuto incarichi e benefici per sé e per un familiare. Adesso andiamo a una indagine della Procura di Caltanissetta sulla gestione economica e amministrativa dell'ente. Le Fiamme Gialle hanno acquisito documenti e atti contabili negli uffici dell'ex provincia per verificare procedure e flussi finanziari legati alla società partecipata Gerry Italia. Controlli della Guardia di Finanza questa mattina negli uffici del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, l'ex provincia regionale. I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria, su disposizione della Procura, hanno effettuato un accesso mirato negli uffici dell'ente, notificando un ordine di esibizione e procedendo all'acquisizione di documentazione. L'attività investigativa ha riguardato in particolare gli aspetti economici e gestionali della struttura pubblica, con un focus sulla società in-house multiservizi partecipata dal Libero Consorzio. Durante le operazioni, che hanno comportato una temporanea
e sospensione delle attività ordinarie negli uffici centrali, i finanzieri hanno raccolto materiale amministrativo, registri interni, delibere e documentazione contabile. L'obiettivo è ricostruire il percorso delle risorse pubbliche e verificare la correttezza delle procedure adottate per l'affidamento dei servizi e per gli interventi di manutenzione. Al momento dell'arrivo dei militari non erano presenti amministratori dell'ente. A supportare le attività di acquisizione degli atti sono intervenuti il capo di gabinetto Rino Bellavia e l'ingegnere capo del Libero Consorzio Mario Denaro. Successivamente è arrivato anche il presidente della società partecipata Luigi Tricoli. L'inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, è ancora nella fase preliminare. Non sono stati resi noti eventuali reati contestati, ne risultano al momento informazioni ufficiali su possibili iscrizioni nel registro degli indagati. Gli atti sequestrati saranno adesso analizzati dagli investigatori per fare chiarezza sulla gestione delle risorse e sull'eventuale presenza di irregolarità amministrative o contabili. È stata scoperta una organizzazione capace di simulare incidenti stradali per ottenere risarcimenti assicurativi non dovuti ed è stato scoperto dai carabinieri di Alcamo. Siamo nel Trapanese. L'inchiesta coinvolge 29 indagati. Sentiamo. Una presunta organizzazione dedita a truffare le compagnie assicurative attraverso falsi incidenti stradali è finita al centro di un'indagine dei carabinieri di Alcamo e coordinata dalla Procura di Trapani. 29 gli indagati coinvolti nell'inchiesta che ha portato alla luce un articolato sistema di richieste di risarcimento ritenute fraudolente. Il carcere è stato chiesto per 2 indagati, l'avvocato alcamese Ubaldo Ruvolo, che secondo l'accusa è la figura centrale del sistema, e Vittorio Calabria. Numerosi gli episodi accertati dai carabinieri tra Alcamo, Buseto, Castellammare, Castelvetrano, Partinico, Capaci e Palermo. Tra gli indagati, avvocati, vittime, testimoni che avrebbero avuto ruoli differenti nella gestione delle pratiche, dalla documentazione sanitaria alle richieste di risarcimento. Gli inquirenti stanno verificando le responsabilità individuali e l'entità complessiva del danno economico arrecato alle compagnie assicurative. Gli indagati compariranno mercoledì e giovedì davanti al GIP di Trapani per gli interrogatori di garanzia. Per 2 degli indagati è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare in carcere, i domiciliari per altri 10 indagati, obbligo di dimora per altri 17 indagati. Adesso torniamo a occuparci del caso della discarica di Timpazzo, una discarica strategica per la Sicilia, ma nella inchiesta spunta anche la figura di una manager considerata vicina al presidente della regione. Una serie di intercettazioni che raccontano una guerra interna. Sullo sfondo c'è il comune di Gela che annuncia la volontà di costituirsi parte civile in un eventuale processo. GR Italia. La chiamavano La Vasca e La Vasca è della piattaforma rifiuti di Timpazzo a Gela, finita al centro dell'inchiesta della DDA di Caltanissetta su presunti conferimenti irregolari e violazioni ambientali. Il nome che attraversa le carte è quello di Giovanna Picone, manager di impianti SRR, società che gestisce il sito e figura considerata vicina al presidente della regione Renato Schifani. A lei il governatore aveva affidato un incarico gratuito di supporto sulla crisi rifiuti siciliana e sulla vicenda del depuratore di Priolo, prima della scadenza del suo incarico da commissario dello IAS. Secondo gli investigatori, nella Vasca sarebbero finiti i rifiuti senza i trattamenti previsti, con materiali non conformi interrati per rallentare l'esaurimento della discarica. A raccontare il clima interno sono soprattutto le intercettazioni. L'ingegnere Salvatore Parlatore, anche lui indagato, avrebbe accusato la Picone di aver prostituito la Vasca di Timpazzo a un presidente vigliacco che non ci ha aiutati. Il riferimento, secondo gli inquirenti, sarebbe proprio Schifani. In un'altra telefonata avrebbe detto: ha bruciato la discarica in 2 anni e mezzo, e poi la frase è diventata simbolo dell'inchiesta: questo è l'inizio della fine. Le scelte della manager vengono definite dallo stesso tecnico con un termine destinato a far discutere: le giovannate. Secondo gli atti la Picone avrebbe difeso la continuità dei conferimenti nella Vasca E anche davanti all'ipotesi di uno stop. Glielo dici tu al presidente della regione, avrebbe detto. Nel mirino anche gli incendi nella discarica, che secondo l'accusa sarebbero collegati alla presenza di materiali non correttamente trattati. Intanto l'amministrazione comunale gelese apre un ulteriore fronte, quello del territorio che ospita l'impianto e che oggi chiede chiarezza sulle conseguenze ambientali. Vogliamo capire, vogliamo sapere tutto quello che è successo, e già preannuncio che come sindaco del comune di Gela, qualora l'inchiesta andasse avanti e fosse confermato quello che apprendiamo dai giornali, ci costituiremo parte civile. 5 gli indagati finiti ai domiciliari. La società impianti SRR è stata sequestrata e affidata a un commissario giudiziale.
Andiamo a Mondello, dove ci sono pochi addetti sulla spiaggia. Il lungomare diventa una discarica a cielo aperto. La italo-belga non ha il personale sufficiente per rimuovere i rifiuti e così è pronto un accordo con la RAP per la rimozione della spazzatura. Segnalati anche topi e scarafaggi vicino alla spiaggia. Marco Gullà. Cartoline da Mondello, grigie, desolanti, rifiuti sui marciapiedi e bagnanti che devono fare zig-zag per dribblare i sacchi di immondizia che in questi ultimi giorni stanno invadendo parte della borgata marinara palermitana. Il problema dei rifiuti a Mondello è lievitato nel corso delle ultime settimane con la crescita lenta ma costante dei bagnanti ed è esploso negli ultimi weekend con la spiaggia che è stata presa d'assalto sia nei 3 lidi aperti da italo-belga che nelle sezioni rimaste libere. Mentre nei lidi si svolge la raccolta differenziata, sul resto del litorale si moltiplicano i casi di mucchi di immondizia abbandonati sulla sabbia o nei pressi dei cestini e non mancano neanche topi e scarafaggi. Mi sono arrivate diverse segnalazioni, ma è vero che specialmente in estate quasi ogni anno abbiamo questo problema. Quest'anno forse un po' di più perché visto che ci sono i lavori in piazza e quindi stanno lavorando sulla rete fognaria, sicuramente si sarà smosso tutto, quindi c'è molta presenza di queste cose. Raccolta dei rifiuti che spetterebbe all'italo-belga, che però non ha sufficiente personale e che quindi si appoggerà alla RAP per la rimozione della spazzatura. In tutto questo le polemiche continuano e anche le lamentele di residenti e turisti che rischiano di prendere la tintarella al fianco di ospiti poco graditi. La vicenda dei miasmi a Priolo nel siracusano. Ieri nel tardo pomeriggio c'è stato un sit-in pacifico dei cittadini davanti al municipio. Respirare aria pulita, dicono, non deve essere un privilegio. Il servizio è di Orazio Longo. In strada per dire basta ai miasmi provenienti dal polo petrolchimico che da settimane ancora una volta stanno causando disagi ai residenti. A Priolo in centinaia si sono riuniti in un sit-in di protesta per denunciare disagi e rischi di una situazione, hanno raccontato diverse persone dai microfoni, diventata insostenibile. Una manifestazione spontanea, pacifica, quella che si è svolta davanti al municipio, che ha rappresentato il primo passo di una serie di iniziative in programma, a cominciare da venerdì prossimo con un secondo momento di protesta che prevede un corteo cittadino. Striscioni come quello con su scritto "Abbiamo il diritto di vivere" e testimonianze come quella di una donna che ha raccontato del cancro a 28 anni e anche l'intervento di Don Prisutto per fotografare una situazione sempre più difficile. Il fenomeno dello smog industriale ha radici ormai lunghe di qualche anno e vede contrapposte da un lato il problema dell'aria malsana e il danno alla salute dei cittadini, dall'altro le esigenze della produzione. Intanto a protestare ieri sono state famiglie, lavoratori giovani e anziani che chiedono risposte concrete e definitive. Respirare aria pulita non deve essere un privilegio ma un diritto di tutti, dice Kimberly Mallo, organizzatrice della manifestazione. A Catania, siringhe abbandonate in strada nel quartiere Picanello. Il tutto naturalmente ha destato domande ma anche timori dei residenti. Desiree Ferlito. È pericoloso anche per noi grandi perché io francamente cammino guardando a terra e che ho paura. Decine di siringhe abbandonate sul marciapiede, nelle aiuole, sull'asfalto, a pochi passi dalle abitazioni e in una zona frequentata quotidianamente da residenti, bambini, passanti. Succede nel quartiere Picanello di Catania, esattamente tra la via Citrezza e la via Regina Bianca, dove alcuni cittadini ne hanno segnalato la presenza. Io ho 2 nipoti e ci faccio la testa tanto così, sto attento con la droga, perché con la droga si muore. È una cosa sempre in questa zona qua. Non ne vengono a capo i residenti. Potrebbero essere state utilizzate da qualcuno che fa uso di sostanze stupefacenti e poi abbandonate in strada? Non sono siringhe da drogati quelle. Che ne sappiamo? Mica non quelli lo sono sappiamo. più fine. Lo fanno per i cani che si pungono. Tipo avvelenate? E che ne sappiamo? Tutto è possibile ormai nella vita. O semplicemente un'azione pensata e architettata per destare panico nel quartiere? Una situazione che desta forte preoccupazione per i rischi legati alla sicurezza e all'igiene pubblica. Qualcuno, e lo abbiamo trovato, ha tappezzato la zona con cartelli per mettere in allerta passanti e residenti. Questi cartelli l'ho messi io. Okay. Perché ci sono alcune persone in zona che si buttano a questi aghi della puntura
con sangue. Ovviamente se qualcuno cammina scalzo o qualcosa. I residenti allarmati denunciano una situazione di degrado e chiedono interventi urgenti per la sicurezza del quartiere. Alimenti scaduti e conservati nei locali, carenze igienico-sanitarie e decine di chilogrammi di prodotti privi di tracciabilità sono alcune delle gravi irregolarità emerse durante un'attività di controllo coordinata dalla polizia nei comuni di Nicolosi e Ragalna nel Catanese. Nel mirino degli accertamenti è finito un ristorante di Nicolosi dove il personale dell'ASP di Catania ha riscontrato la presenza di cibo scaduto e diverse criticità sotto il profilo igienico. Elevate multe per 10.000 euro. Nel corso dell'ispezione il Corpo Forestale della Regione e il Servizio Veterinario dell'ASP hanno inoltre accertato la mancata tracciabilità di circa 40 kg di alimenti e preparati destinati alla somministrazione. I prodotti sono stati immediatamente distrutti sul posto. Nel corso dell'operazione è stato controllato anche un pub di Nicolosi dove sono emerse ulteriori irregolarità. E adesso cambiamo pagina, non sarà modificato il cosiddetto bando della discordia. La tensione politica fra autonomisti e Lega non irromperà nella gestione amministrativa. L'assessore all'agricoltura Luca Sammartino lancia un messaggio agli alleati e snocciola i numeri della spesa comunitaria nel suo settore. La risposta, sostiene, viene dagli agricoltori. Maglio Viola. Il bando SRD01, più volte definito il bando della discordia, va avanti e raccoglie il consenso degli agricoltori. Il vicepresidente della regione e assessore all'agricoltura e leghista Luca Sammartino risponde così, snocciolando numeri, alla polemica politica vissuta in aula all'Ars ma anche fuori dal Parlamento, dopo che a criticare quel bando erano stati gli autonomisti. Che fra Lega ed MPA non corra buon sangue dalle elezioni amministrative in poi non è più un mistero, anche se i sentori c'erano tutti anche molto prima e anche evidenti. Ma le tensioni politiche non si sposteranno sulle scelte amministrative, è il messaggio che sembra arrivare. Il bando va avanti, gli agricoltori hanno presentato domande di progetti per un totale di 1 miliardo e 300 milioni di euro a fronte di 100 milioni disponibili. Con questo bando investimenti siamo certi che creeremo veramente tanta nuova occupazione. I numeri di questo bando dimostrano che le aziende siciliane sono sane, volevano un bando efficiente anche in tempi brevi e la grande partecipazione ha registrato davvero che le aziende siciliane hanno le carte in regola per competere anche al di fuori dello stretto con tutte le realtà europee. Sammartino rivendica le scelte di politiche agricole, tira le somme di tutti i bandi, della partecipazione e dell'uso delle risorse europee, ricorda che la Sicilia è quarta per spesa di fondi UE in agricoltura e prima fra le grandi regioni e dice basta ai giorni dei contributi a pioggia. È lontana la Sicilia che restituiva i fondi al governo nazionale e alla comunità europea, oggi siamo il traino dal mezzogiorno del paese di come la buona amministrazione riesce a spendere i fondi che gestiamo ma soprattutto le risposte che diamo agli agricoltori siciliani. Resta lo scontro in corso fra Lega e autonomisti, ma resta in vigore, nonostante l'ordine del giorno all'ARS, anche il bando che gli autonomisti volevano fosse modificato. C'è una pausa, ci fermiamo, poi torneremo, vi mostreremo le belle immagini del passaggio da Siracusa del Giro d'Italia a vela. A tra poco. E siamo tornati in studio. Passa dalla Sicilia con tappa a Siracusa il Giro d'Italia a vela. Per il secondo anno consecutivo il Marina Militare Nastro Rosa Tour arriva appunto nell'isola, un evento che coinvolge i giovani. Il servizio di Francesco Aloi. 9 tappe per girare l'Italia via mare. È il Marina Militare Nastro Rosa Tour, organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con Marina Militare. Anche quest'anno si passa dalla Sicilia, unica sosta, Siracusa. Non eravamo mai stati in Sicilia prima dello scorso anno, ma non potevamo non tornarci quest'anno perché qui abbiamo uno stadio della vela e quindi per noi questo è soprattutto per gli equipaggi è molto importante. Un evento giunto alla 6ª edizione che promuove le bellezze del nostro paese mettendo al centro i giovani. Il mare è il nostro futuro. Loro sono alcuni degli under 35 che stanno partecipando alla tappa siracusana per scoprire il mare.
Portiamo il bello dell'Italia, il bello di uno sport pulito come la vela a tutti i giovani che abitano le piazze dove noi ci fermiamo col nostro villaggio. Ma ci sono anche i ragazzi impegnati nella gara, la regata, che poi è un Giro d'Italia a vela. Il Nastro Rosa Tour è un'opportunità fantastica per poter gareggiare e poter visitare l'Italia. Siamo a metà del tour, dopo Siracusa ci aspetteranno le tappe di Tropea, Napoli, Portoferraio e Genova. Un bel modo per scoprire anche l'Italia e per connettersi con l'acqua. Adesso noi siamo tutti giovani velisti, wing. E adesso alla musica con Sergio Cammariere, il suo concerto ha incantato Selinunte. Le note eleganti di Sergio Cammariere accendono la magia di Selinunte e inaugurano nel segno della grande musica il Festival del Mare e del Gusto. Al Tempio Hera, davanti a un pubblico delle grandi occasioni e con il concerto sold out, il cantautore calabrese ha regalato una serata intensa e coinvolgente, confermando il suo talento e la raffinata anima jazz che caratterizza il suo repertorio. L'evento ha aperto la terza edizione della rassegna promossa al Gulf Flag, il sole e l'azzurro, tra Selinunte, Sciacca e Vigata, un percorso che attraverso cultura, spettacolo e tradizioni valorizza il pescato e le eccellenze dei 10 comuni del territorio. Un debutto di prestigio per un festival che punta a unire identità, mare e cultura. La Magnifica Humanitas, la straordinaria enciclica di Papa Leone XIV sul valore della dignità umana nel cuore dell'era moderna, sarà il tema di oggi del nostro Sicilia 24 Focus, dopo il telegiornale. In un mondo dominato da una tecnologia sempre più potente e dall'intelligenza artificiale, cos'è che rende l'essere umano ancora così magnifico e da cosa mette in guardia la Chiesa? Adelaide Barbagallo ne discuterà con Don Salvatore Bucolo, in diretta su Telecolor e in streaming su Sicilia Web. I vostri messaggi possono arrivare alla linea WhatsApp 342 74 55 005. Adesso ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e poi ci occuperemo del Catania che torna su Fabio Caserta. E siamo al calcio, ci occupiamo del Catania, si torna nuovamente a parlare di Fabio Caserta per la scelta del nuovo allenatore, ripresi i contatti fra le parti. Sergio Colosi. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra il Catania e Fabio Caserta. Le parti hanno ripreso i contatti dopo la rottura nella precedente trattativa e la successiva scelta di De Giorgio, su cui aveva ripiegato il club etneo, di avvicinarsi prima all'Empoli e poi alla Juve Stabia in Serie B. Questa volta sembra che ci sia la volontà reciproca di trovare l'accordo definitivo, senza alcun ripensamento o passi indietro. Il Catania e Fabio Caserta avevano discusso sulla base di un contratto biennale con eventuale opzione per il terzo anno. La società di Pelligra vuole blindare Caserta per il suo futuro, ma cautelarsi con un occhio rivolto al bilancio. La trattativa infatti era saltata sull'eventuale buonuscita in caso di risoluzione anticipata del contratto. Con Varrà si erano gettate le basi per un Catania ringiovanito ma sempre ambizioso per puntare alla promozione in Serie B. Dopo il ripensamento di De Giorgio, la società ha valutato i profili di Emanuele Troise, Giorgio Gorgone ed Emilio Longo, quest'ultimo rimasto in corsa quale alternativa a Fabio Caserta, che rimane la prima scelta, adesso più che mai. E questo era il nostro ultimo servizio, Sicilia 24 finisce qui, prossimo appuntamento con il telegiornale alle 19, vi lascio con Adelaide Barbagallo e Sicilia 24 Focus, a tutti un buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.